Amici bellini, uffa il dover guardare, riguardare, ma guardare per bene una partita che sai che perderai. Per fare l'analisi ho parecchi screenshot perché comunque vorrei parlare di calcio, non solo della scelta a monte, che poi può essere discutibile, può essere accettabile. Il presidente per esempio l'ha accettata e sono arrivate le dichiarazioni, dice è stato fatto benissimo, lo condivido in pieno. Quindi andiamo a parlarne e dobbiamo... Le pagelle sono la cosa più inutile, lo facciamo per completezza. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Marco Frascino o Frascino, a tutti i nuovi iscritti. Qualcuno si è iscritto dopo la mia live lampo di ieri sera, dove purtroppo, per fortuna, c'è lavoro, e quindi lasciate un like per il lavoro, che comunque è fondamentale per andare avanti. Ma faticato, diceva Conte in sede di presentazioni, e poi decide volontariamente di stravolgere la squadra, di consegnarsi alla Lazio, perché ti consegni alla Lazio esponendoti ai retropensieri che tu hai denunciato, insomma, quando si parlava di Inter, degli arbitri, eccetera eccetera. Adesso hai esposto tutto l'ambiente Napoli al retropensiero e alla divisione, alla spaccatura più totale tra quelli che dicono ha fatto benissimo perché non se ne fregano niente della Coppa Italia, quelli là che stanno convinti che così facendo tu hai aperto le porte dello scudetto, quelli là che invece non vedevano l'ora di attaccare Conte perché sotto sotto non l'hanno mai sopportato e quindi adesso se la prendono se e come, perché ovviamente hai esposto. Quelli che sperano che questa azione sia in virtù di una richiesta di mercato nel futuro, guarda, sono scarsi e io non li... Ma poi se... andiamo con calma, perché ci sono anche le dichiarazioni di De Laurentiis che dobbiamo affrontare. E partiamo dalle considerazioni di campo, perché al di là di tutto, se Conte voleva delle risposte da questa squadra, dalla seconda squadra, dalle riserve, non condivido il modo in cui li hai messi in campo. Perché prima di tutto partiamo da un discorso di una squadra troppo offensiva per caratteristiche dei giocatori, perché Zerbin è un offensivo, Spinazzola è un offensivo, Raspadori è un offensivo, Ngonghe e Neres sono degli offensivi. Quindi al diavolo l'equilibrio di cui parli sempre quando dici io Politano non lo posso togliere, tolgo Kvara ma non tolgo Politano. Di conseguenza hai scelto di prenderti dei rischi, hai scelto di voler uscire dalla Coppa Italia. Questo non è in discussione per me, poi può essere in discussione per voi. All'interno della partita io vedo Conte chiedere, fare, quindi la partita Conte la gioca, la vive. Però la scelta a monte ci dice delle cose, soprattutto se andate a guardare la posizione di Raspadori, perché Raspadori non è stato messo sotto punta al posto di McTominay. Caro Antonio Conte, l'hai messo al posto di Anghissà, e già qui non si capisce niente, perché al posto di Anghissà fisicamente ci metti Foloruscio e metti Raspadori dall'altra parte, e invece no, tu hai lasciato Neres a sinistra, quindi in zona Kvara. Se non vedo più un progetto intorno a me, è chiaro che io poi mi sgretolo un po' di fiducia, e poi c'è stato... Non hai messo la squadra a specchio, dice io ho spostato tutto dall'altra parte perché attacco con Ngonghe. No, hai messo Raspadori al posto di Anghissà e hai chiesto alla squadra di fare le stesse cose che il Napoli fa con Di Lorenzo, quindi con Zerbin interno, con Ngonghe che vedete qui, che fa all'occorrenza, deve fare il quinto come Politano. Quindi vedete la linea 5, vedete Raspadori, Gilmour, Neres, e questo è Foloruscio che fa un po' il McTominay della situazione con Simeone, Luca. Già qui ho letto, perché purtroppo faccio fatica a seguire tutto, qualcuno me lo dice. I voti che hanno dato a Conte, ho letto Conte voto 8, siete disonesti, è il volere, è l'amare un'idea, non è l'amare l'analisi della partita. Non si può dare a Conte 8 per quello che abbiamo visto, mi dispiace. E l'importante è dirle prima le cose, non in base al risultato. L'importante è quando abbiamo visto la formazione abbiamo detto ma che fai? Che cosa stai facendo? Oltretutto li mortifichi tutti insieme e li metti in difficoltà
hai messo in difficoltà un giovane come Rafa Marin, perché gli hai messo Zerbin da una parte, Juan Jesus dall'altra, e Raspadori a proteggerlo come mezzala a destra. Non è possibile fare così, e non stai nemmeno, non li stai valutando economicamente, non li stai valutando tecnicamente, quindi sono troppo in disaccordo con Antonio Conte oggi, e non esiste proprio. Brutto fallo, brutta gomitata di Ngonge a Zaccagni, qua per me minimo giallo, ha rischiato l'intervento del VAR, brutta proprio. Ngonge per me peggiore in campo, e ve lo spiego così, non passa il pallone. Non vede o non vuole vedere linee di passaggio chiarissime, un lavoro che Politano lo potete odiare, potete dire quello che volete su Politano, qua Politano secondo me la passa a Foloruscio a Foloruscio o a McTominay che sta andando, e invece no, Ngonge fa un passo in più e poi si va a intruppare. Qua gliela devi passare, e non è una volta che lo fa, in altre situazioni gli dettano proprio il passaggio, Ngonge va per i fatti suoi. Ecco perché, e ci sarà un altro screenshot importantissimo verso la fine, ho rivisto il Napoli dell'anno scorso sotto il punto di vista del ognuno per sé. Perché? Perché questa squadra di tutte riserve, se uno vuole impressionare poi l'ambiente e l'allenatore, te la risolvo io, e vedrai che io tra tutte queste riserve merito di avere più spazio nella squadra titolare. Invece non c'era un'unione di intenti, di aiutarsi. La Napoli dell'anno scorso, io mi sono scritto primo tempo discreto, il Napoli non ha giocato malissimo, proprio tremendo, un primo tempo discreto con una Lazio più forte, perché negli 11 loro erano più forti, loro fanno il 63% di possesso a palla, e il Napoli si difende con le difficoltà che ha, però discreto, non ci siamo sfaldati completamente, discreto, uguale al Napoli dell'anno scorso, dove però ogni unità pensava per sé, e questo è un esempio. Ovviamente è questa l'immagine che fa il giro del web, arriva subito dopo aver inquadrato Lotito, è quasi cinematografica, no? Lotito è famoso per addormentarsi in Senato, per addormentarsi dappertutto, lui dice simpaticamente, dice no, io continuo ad ascoltare, io chiudo gli occhi per un attimo, nel frattempo sto ragionando su delle cose e sono più pronto e sveglio di voi. De Laurentiis inquadrato con gli occhi aperti, poi li chiude, e fa ridere, allargo la cosa, non è solo De Laurentiis, fa ridere la presenza di Valentina, che quasi sta notando che il babbo ha preso un attimo sonno, e qua siamo insomma penso intorno al 15esimo, l'inizio della partita, fasi di studio, non era molto entusiasmante, ma immagini significative di un presidente che probabilmente stava sognando, non dico un risultato diverso, non dico una formazione diversa, perché poi il presidente ci dirà a fine video che lui condivide in pieno ed è stato contentissimo della scelta di Conte, e non può dire altrimenti con Conte. Andiamo avanti. Chiedo scusa se questo video esce un po' più lungo, è come se fosse una live post partita, anche perché non c'è tempo. Domani è già sabato e quindi è già vigilia della rivincita di campionato, di conseguenza dobbiamo prepararci a quello che sarà la partita di campionato. Ma io, una delle cose che mi hanno dato più fastidio è che abbiamo fatto fare un partitone a Yusai, giocatore che noi conosciamo molto bene, con pregi e difetti, che è fuori lista dalla Lazio, un giocatore fuori lista che ha giocato 8 minuti mi pare la prima partita e poi è stato messo fuori lista, quindi non è abile e arruolabile, cosa che si può fare invece in Coppa Italia, grazie a tutti quelli che mi hanno scritto il commento con il regolamento delle liste per la Coppa Italia. Yusai fuori dal progetto, fa una grande partita. Questo è un Baroni che evidentemente ha tenuto in alta considerazione Yusai, poi ha parlato anche di Basic, di Akpak Pro e di altri, e sta utilizzando Baroni il giovedì, lo sta utilizzando bene, l'Europa League la sta utilizzando bene, facendo ruotare. Ci sono dei giocatori che sono probabilmente di livello un po' più basso dei nostri titolari, però si avvicinano, se la lottano, se la giocano per essere poi titolari. I vari Chauna, Dele Bashiru, Noslin, se la giocano
per prendersi un posto tra Dia, Zaccagni, Pedro, Isaksen, se la giocano un po' tutti e Baroni li sta alternando, stanno tutti sul pezzo e Yusai è semplicemente l'esempio non plus ultra. Questo cosa vuol dire? E se tu avessi pensato alla Coppa Italia come una cosa importante, anche magari proprio per tenere sul pezzo le riserve, tu li mischi con i titolari, non rischi quelli di cui hai paura tantissimo che si facciano male, ma anche Mario Rui avrebbe potuto giocare e mica male. Un Mario Rui che non rischia infortuni, che si sta allenando però, perché sappiamo che si sta allenando, e tu c'hai Spinazzola, c'hai Zerbin, puoi giocarti uno Spinazzola a destra e ci metti Mario Rui. Mario Rui è il terzino dello scudetto, cioè siamo ritornati anche a un modulo più adatto a lui. Lo ritengo un errore non aver pensato anche a Mario Rui, perché ti faceva molto comodo uno che gioca a pallone e che, visto che Spinazzola sta dimostrando di essere un pochino goffo e in difficoltà proprio fisica importante, Yusai sì, Mario Rui no. E qua sul break di Yusai, bella palla per l'inserimento di Pedro, e qua arriva il rigore per la Lazio. Poi c'è il tema Caprile, perché Meret, sono tanti anni che vediamo pregi e difetti di Meret, e viene attaccato a destra e a sinistra, viene difeso troppo, i soliti estremismi di Napoli. Caprile per me ieri è stato una sciagura. Permettetemi di essere abbastanza netto, non è un giudizio sul calciatore, ho detto ieri è stato una sciagura, e non so, perché lo abbiamo visto troppo poco, se questi difetti sono intrinseci nell'atleta o se li può migliorare con la continuità. Qua devi leggerla la giocata, non puoi mai fare fallo, qua sta in vantaggio Pedro, che è un giocatore espertissimo, che sa che la deve toccare verso l'esterno, il pallone non lo prende mai più, tu non puoi andare a valanga sui piedi, ed è il rigore più netto che abbiamo visto, penso da parecchi anni. Insomma, un rigore dove il portiere non dice niente, i difensori suoi non dicono, nessuno protesta, nessuno dice il rigore netto, basta, ho fatto rigore proprio apposta, quasi di proposito. Però ovviamente no, perché poi lo para, quindi a questo errore ci aggiungiamo una buona intuizione poi sul rigore. Forse non lo tira benissimo Zaccagni, però lo para, anticipa intuisce, quindi anticipa il lancio e si distende molto bene sulla sua destra. Zaccagni farà finire il pallone in questa zona qui, proprio secondo me la zona preferita per i portieri che hanno intuito il lato, perché è molto più difficile quando va all'angolino, è quasi impossibile prenderlo quando la alzi, ma in questa zona qui è proprio dove il portiere in allungo ci può mettere una pezza. Il super allenamento di cui parla De Laurentiis continua sui calci piazzati, purtroppo molto male qua, e dobbiamo ragionare su cosa non ha funzionato. Il Napoli sta a zona, lo sappiamo, quindi finisce per essere solo Gigot qui, che poi farà la sponda, e c'è il problema Noslin che è da solo in questo momento, e probabilmente lo deve andare a prendere Simeone, che in questa zona centrale non ha nessuno. Raspadori sta qui sul palo, ma essendo un mancino a battere non devi andare a coprire probabilmente proprio sul primo palo, perché è inutile, stai più al centro. E però la palla spiove qui e verrà poi rilanciata al centro per Noslin. Vedete che in questo momento la palla sta qui, si sta preparando al colpo di testa Gigot, e in questo momento Noslin è già solo, perché Simeone è attratto dal pallone, e Dele Bashiru ci sta Juan Jesus lì. Ora, o c'è anche inconscio un non fidarsi al 100% dei compagni che sono alla fine delle riserve, quindi tendi a voler sempre raddoppiare per dare una mano e non lasciare l'uno contro uno. In questo caso questo poi contraddirebbe quello che vi ho detto prima, cioè di una squadra che non si è aiutata. In questo caso si sono aiutati, ma ti sei dimenticato l'uomo, e qua per aiutare Juan Jesus Simeone non ha aiutato Raspadori, che sta un po' lontano da Noslin, ma anche se fosse stato vicino, Raspadori è così, Noslin è così, e quindi
niente da fare. Poi la palla finisce anche nell'area piccola, possiamo chiedere, come lo chiediamo a Meret, possiamo chiedere a Caprile anche di andare con più coraggio. Questo Caprile ce l'avrebbe nelle sue corde. Che dite? Una volta che Raspadori è stato scavalcato, questa palla che finisce qua non può andarci Caprile? Secondo me sì. Il Napoli però reagisce subito, e il Napoli quando prende lo schiaffo è come se cominciasse a giocare più a calcio, costretto dal risultato, quasi come se lo 0-0 ci sta bene, lo difendiamo, questo proprio di cultura contiana. Ci difendiamo, poi qualcosa succede, il Napoli si scrolla un po' di dosso l'apatia, e Neres, che secondo me ha fatto una buona gara, riesce ad andare il tiro dopo aver recuperato il pallone, tiro dritto per dritto che viene smanacciato da Mandas, ed è bravo Simeone a seguire e a ribadire in tap-in anticipando Patrick. 1-1 palla al centro, ma qua vi devo far vedere un'altra volta Ngong. In questo caso Zerbin Di Lorenzo detta il passaggio, e lo dettano proprio facile, lo dettano chiaro, proprio col braccio, là me la devi dare. Ngong ignora completamente quel movimento, avanzerà e poi cercherà un passaggio più difficile per Simeone e il Napoli perde palla. E c'è un altro break di Usai che interviene, recupera il pallone e la fa ripartire. Di Pirlo poco si è già parlato di Usai quasi migliore in campo per loro, se non fosse per... Veramente è una cosa che fa male, coi capelli alla Mertens. Ma qui è importante vedere che stiamo messi un po' storti, perché Zerbin sta qui, Ngong sta qui, questo è Foloruscio, questo è Gilmour e questo è Raspadori, che ha provato un passaggio di prima, stavamo in alleggerimento, dovevamo uscire, prova il passaggio di prima su Zerbin, un po' alla Di Lorenzo. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Ecco, da qui si vede bene la costruzione che il Napoli fa, quindi studiato. Questi sono i due centrali, Rafa Marino e Juan Jesus, Gilmour qui in posizione ovviamente Lobotka, questo è Raspadori Anghissà con Zerbin in zona Di Lorenzo, quindi il terzino che diventa mezzala, che diventa mediano quasi, con la sovrapposizione interna. E prova, qua secondo me è più un errore tecnico che di concetto, perché tecnicamente la palla finisce in questa zona invece di andare così, e Zerbin non riesce ad arrivarci. Magari Di Lorenzo poteva arrivarci, magari no, e lì ci sarà l'anticipo di Usai, che porterà poi all'altro gol di Noslin, quando stiamo tutti storti e le marcature shiftano e non bene. Ma c'è da dire che, a parte Zaccagni che fa un bel inserimento, una bella accelerazione, il pezzo lo fa Pedro, che fa questo movimento mentre Noslin sta facendo il movimento opposto. Quindi Noslin se ne va dalle possibili marcature di Rafa Marin e di Juan Jesus. Pedro va ad occupare quella zona e con un flick, con un colpo di tacco delizioso e geniale, lascia Noslin il pallone, praticamente gli lascia lo specchio della porta solo da affrontare. Quindi in questo caso facciamo i complimenti alla Lazio, che ha sviluppato bene. Un'altra occasione il Napoli la confeziona con il duo Neres-Simeone. Qua fa una bella parata Mandas di piede. Continuiamo a sottolinearlo senza proprio chiedere niente, che dopo il tiro Simeone ancora una volta viene colpito, quindi Patrick in ritardo. Questo è proprio il rigorino, se vogliamo parlare di rigorini, questo è proprio il rigorino, nel senso che è un intervento ad azione praticamente finita, dove Simeone è andato al tiro, difensore in ritardo, Patrick in ritardo, poi gli colpisce il piede, gli fa anche male. C'è proprio il rigore che, se tu lo vuoi andare a cercare, tu al VAR lo trovi assolutamente, è un'azione non vista, non chiamata, lo ha preso, la palla non lo vede proprio, però è rigorino, perché concettualmente io questi rigori non li capisco. Ogni tanto li danno, ma concettualmente non li capisco. È fortuito. Sto cercando il pallone, non trovo il pallone, l'azione è finita, cioè non ti ho creato nemmeno il danno, perché tu hai tirato in porta. Se fosse stato gol, Simeone non avrebbe nemmeno sentito il dolore, perché capita spessissimo che quando segnano poi vengono travolti, però esultano. Rigorino. E un'altra curiosità, nessun recupero, fischia al 45esimo, dopo 3 gol con annessi, insomma, esultanze e così, nessun recupero. Strano. Il secondo gol viene da una palla, il terzo gol viene da una palla controllata male, sponda di Simeone, controllata male da Foloruscio, che ha un tocco pesante, si dice, heavy touch,
e quindi permette poi a Patrick di recuperare il pallone e si riversa alla Lazio e la partita praticamente finisce qua. La Lazio va con tanti uomini a riempire l'area, mentre Zaccagni va in 1 contro 1 con Raspadori. Signori, quello deve essere Anghissà, e se non è Anghissà deve essere Foloruncio o può essere Lobotka e Gilmour, così, ma non mettete Raspadori a fare il mediano di contenimento, per favore. Può fare la mezzala offensiva, ma non può fare questa roba qua. Abbiate bontà. C'è un uomo mancante qui che è Politano. Dov'è Ngonghe? Perché è molto schiacciato Zerbin, che dovrebbe dare una mano a Raspadori lì, perché quello è l'uomo tuo a quel punto, Zaccagni. Rovella si è inserito e lo deve seguire Foloruncio, o comunque lo sta seguendo Gilmour, però arrivano gli altri, Ciaunà, Pedro, e c'è Noslin in mezzo ai due centrali. Si stringe molto Spinazzola, è arrivato Ngonghe tranquillamente. Raspadori non riesce a contrastare, Zerbin è qui schiacciato che non sta prendendo più nessuno. Si creano degli accoppiamenti, Rafa Marin con Pedro, Noslin è a metà tra Juan Jesus e Spinazzola, di conseguenza se Spinazzola sta qua, Ciaunà è libero. Foloruncio si può accoppiare, sempre tra virgolette, con Rovella. Fa il cross, lento, arriva qua, scavalca tutti. Caprile non interviene, non lo so, questo forse era un po' più difficile, però Spinazzola si fa saltare proprio dal cross e lo vedete bene al momento del colpo di testa. Spinazzola è girato dall'altra parte, non è possibile. E ancora una volta stiamo all'interno dell'area piccola qua. Io non lo so, però chiedo a Caprile magari di non incassarti nella porta, perché così non la pari mai. Se ti butti invece a valanga alla Ospina, probabilmente prendi un fallo, così hai lasciato la porta spalancata. Tra l'altro c'era forse la possibilità di intervenire con Juan Jesus, così la tocca ma la spinge in porta a lui, la palla sarebbe entrata lo stesso, quindi non è nemmeno autogol. Però sai, uno che magari aveva fatto un paio di partite in più magari teneva più reattività di un Juan Jesus, e qua avrebbe potuto anche metterci una pezza, un buongiorno, non lo possiamo sapere. Però la partita finisce lì praticamente. Però c'è un'altra occasione, Lazzari si inserisce praticamente da solo qua. Vuoi chiedere a Neres magari, che però sta molto centrale. Ancora una volta Spinazzola è attratto da Noslin in quella zona, perché poi Ciaunà secondo me è bravo a non dare punti di riferimento a Spinazzola, accentrandosi, e quindi si libera tutto questo spazio per Lazzari, che andrà al tiro praticamente indisturbato. Bel tiro, forte, bella parata di Caprile, dopodiché Caprile, dopo una svirgolata di Zerbin, palla mia, e fa un liscio proprio, la vuole ribattere di pugno, la liscia proprio da solo, senza avversari, la liscia, il pallone a campanile, e poi la recupera con Pedro che si mette le mani in faccia proprio disperato, ridendo, non lo so, così, però veramente c'è da porsi il problema se Caprile è il portiere del futuro o no, perché deve crescere. Questo è il liscio, mamma mia, una roba insospettabile, incredibile. E questo è il momento in cui ho pensato, questo è il Napoli dell'anno scorso. Juan Jesus entra in possesso di palla difensivo, recupero difensivo al 79esimo e 19 secondi. Dovrebbe proprio di prima intenzione passarla a Caprile, l'azione è finita. Invece cincischia un po', Noslin gli copre il passaggio al portiere e quindi Juan Jesus è costretto a controllare, a indietreggiare senza buttare il pallone subito in fallo laterale, però indietreggia per cercare una soluzione. Nessuno gliela dà una soluzione, nessuno accompagna là a dare una mano e a dare lo scarico a Juan Jesus, lo lasciano, risolvitela. Sono passati 6 secondi, è ancora sotto pressione e i compagni tranquillamente si corricchiano verso di lui, ma nessuno gli dà una soluzione. Nel frattempo Noslin è andato qui perché stava continuando a chiudere la linea di passaggio, gli arriva un'altra pressione, Juan Jesus sempre solo. Qua sono passati 11 secondi e ancora non gli abbiamo dato una mano, e qui Juan Jesus praticamente se la butta in fallo laterale da solo, inganna anche l'arbitro che pensa ci sia stato un tocco laziale,
di mestiere se la cava Juan Jesus, ma qua io ho rivisto il Napoli dell'anno scorso, discreto, non un disastro assoluto, in campo ci sta, lavorano, lo vogliono fare, vogliono vivere, non vogliono perdere a posto, però si deve fare il di più se vuoi arrivare al risultato, e il di più non si è fatto. 72esimo entrano Politano, Di Lorenzo e McTominay al posto di Ngonghe, Zerbin e Folonuscio, quindi non cambia niente tatticamente, cambiano solo gli uomini. Al 72esimo noi avevamo preso gol al 50esimo, quindi già lì al 3-1 se tu dici vuoi vincere, vuoi dare una scossa, la dai, invece no, aspetti altri 22 minuti, va bene, ma è interessante vedere, e qua è la conferma, che Raspadori fa sempre l'Anghissà. Non è che sta McTominay a fare il mediano, questa è la costruzione del Napoli, centrale e Gilmour, e davanti a lui Anghissà, Raspadori, con i due terzini che stanno qua, in quel caso è Di Lorenzo con Spinazzola e gli altri che stanno avanti. Stiamo lavorando, c'ho un'idea su Raspadori, spero non sia questa l'idea su Raspadori, perché già è difficile immaginarlo come vice McTominay, immaginarlo come vice Anghissà faccio veramente fatica. Quando entra anche Lobotka all'85esimo, la partita oramai è andata, va bene, mi fa piacere sottolineare che Lobotka fa il centrale e alza Gilmour a mezzala, quindi la posizione di Anghissà in questo caso viene presa da Gilmour, non da Lobotka. E quando ieri in live vi dicevo sì, Conte è chiaro, è colpa sua perché non gli interessa la Coppa così, e vi ho detto anche al Napoli società non è mai interessata la Coppa Italia, non sono mai interessate le coppe in generale, se non la Champions che ti porta grandi introiti e grande visibilità. Ha parlato De Laurentiis, alla presentazione è intervenuto telefonicamente, alla presentazione del libro di Mimmo Carratelli. Chiaramente, se avessimo fatto solo qualche cambio non si sarebbe perduto l'equilibrio, ma la scelta del tecnico è stata una scelta che io condivido totalmente. Conte ha fatto benissimo a dare spazio a tutti quanti come se fosse un super allenamento. È una lezione di vita sportiva che ha saputo dare alla compagine dei nostri calciatori. Condivido in maniera positiva la sua decisione. Io poi non so cosa significherebbe condividere in maniera negativa proprio a livello proprio di italiano, ma prima di tutto lo deve dire per forza. Partiamo da questo presupposto, perché non può mai andare allo scontro con Conte dopo 3-4 mesi, quindi non può mai dire non condivido così. Questa è una frase che potrà dire dopo a posteriori. De Laurentiis ogni tanto lo fa e si dice io non dormivo la notte, quella brutta batosta presa con la Lazio in Coppa non la sopporto, il mio amico Lotito mi ha preso in giro, quelle cose che fa De Laurentiis. Oggi non lo può mai dire, perché adesso tutta Italia sta aspettando. Conte ha fatto arrabbiare De Laurentiis perché magari ha deprezzato le riserve, oppure con questo gesto bussa alla porta del mercato ancora una volta, quindi De Laurentiis sarà furioso, eccetera eccetera. Assolutamente no, per due motivi. Uno, perché a De Laurentiis delle coppe non interessa nulla, e due, perché non può mai farlo, non può mai delegittimare uno come Conte. Puoi delegittimare uno come Garcia, ma Conte, il suo punto di rinforza è che lui può fare e disfare quello che vuole, e se non ti sta bene se ne va se ne va e ti lascia nei guai. Quindi quando prendi Conte tu sai che devi poi comportarti in un certo modo, almeno per i primi tempi. Poi le somme si tirano alla fine, e già si tirano domenica. Se tu fai grande risultato con la Lazio e li stacchi a livello di classifica, molto molto bene. Se invece pareggi o perdi, molto molto male, perché hai perso quello e Mariastello. Di conseguenza, in una botta sola, per me, hai depresso le riserve, hai fatto arrabbiare quei pochi tifosi che volevano continuare in Coppa Italia, e hai anche dato una pressione esageratissima ai titolari, che adesso sono freschi, e quindi la Lazio devono vincere per forza, perché adesso il raccontino è che facendo così Conte sta puntando allo scudetto, adesso è super favorito per lo scudetto perché c'ha solo 24 partite. Invece, secondo me, Conte è terrorizzato dal non entrare in Champions, quindi si lotta per lo scudetto. Questa è una vecchia frase: si lotta per lo scudetto per entrare sicuramente in Champions.
Conte sa benissimo che una squadra così, costruita così, che il primo anno è difficile, venendo da dove veniamo, è difficile, ragazzi, bastano 2 sciuliate. L'Atalanta ti salta addosso, l'Inter ti salta addosso, bastano 2 sciuliate ed è la fine. Quindi Conte sa benissimo, e uscire dalle coppe non è un modo per lottare per lo scudetto così ti sei tolto le coppe da mezzo. Sono 4 partite, non ti dava nessun fastidio. È semplicemente un modo per se stesso per dire: io ho 11 giocatori, io sto affrontando la Serie A solo con 11 giocatori arruolabili. Gli altri sono scarsi, quindi non è colpa mia. E questa è la cosa che mi fa più incazzare, perché è come se si sia scrollato di dosso la narrazione che il Napoli è fortissimo e può vincere lo scudetto, e se lo fa è lui il genio, se non lo fa non è colpa sua. E questa è la cosa che mi dà più fastidio. E si poteva fare lo stesso con un ragionamento partita dopo partita, come facciamo qua sulla community, senza chiedere il miracolo a Conte e senza umiliare il resto della squadra e prendere 3 gol da Noslin, quando la Lazio, e ci aggiungo anche questo, e mi dispiace che è troppo lungo, chi è arrivato fino a qua e lascia il like, veramente il mio eroe, sottoscrivete, sono il tuo eroe, commento, sono il tuo eroe. La Lazio, che ha fatto un inizio di campionato pazzesco anche in Europa, è l'inciampetto in Europa. La partita storta con il Parma, avresti potuto dare una mazzata importante alla Lazio, eliminandoli anche dalla Coppa Italia. Cominciavano a perdere un po' di certezze, invece gli hai ridato certezze. La Lazio dice: oh, guarda, però pure le riserve, alcune riserve nostre, come reggono il colpo. Quindi adesso che pressione, Olli e Benji campionissimi, perché i campionissimi adesso, titolarissimi, devono vincere per forza con la Lazio. Non per lo scudetto, ma per non fare il retropensiero, perché altrimenti hai fallito 2 volte. Troppo lungo, non ci posso fare niente, non ho nemmeno dato i voti. Mi verrebbe da dare 6 a tutti, perché non è colpa loro, veramente. Caprile 5,5, perché la prestazione 6. La prestazione non è convincente, tra il rigore, quelle sciuliate, eccetera, eccetera, però pare il rigore. 6. Zerbin ci prova a fare la roba di Di Lorenzo. Che gli vuoi dire a Zerbin? 6. Rafa Marin è goffo, è ruvido, si prende una manata in faccia e si prende anche il giallo perché prima l'aveva toccato con la mano, tutta storta. Non è colpa sua, è buttato nella mischia. Il giocatore per me ad oggi vale 5,5. La prestazione così e così 6, non è colpa sua, mettilo in condizione con dei compagni importanti. Juan Jesus idem con patate, non ha fatto errori clamorosi, non ha fatto così. 6. Spinazzola, qua il problema non è tanto la prestazione, il problema è che un giocatore ha la frutta, che avanza, poi ci incischia, si perde, non ha scatto, non ha, in questo momento non ha fase difensiva, non ha scatto, non è incisivo in fase offensiva. È un giocatore che non può giocare in Serie A, non può giocare in Coppa Italia, non può giocare nel Napoli in questo momento. Il Mario Rui performante sarebbe stato 10 volte questo Spinazzola, e mi dispiace perché a inizio anno io ho detto che bello Spinazzola, non c'è fisicamente, non ce l'hai, hai solamente Olivera, e al posto di Spinazzola meglio Mazzocchi a sinistra. In questo momento è così, purtroppo. È colpa sua? non lo so se è colpa sua. Qua è colpa di Conte che lo mette in campo. 6. Gilmour, anche qualche bel lancio lungo, preciso, non è Lobotka, non lo sarà mai probabilmente perché non è Lobotka. 6. Fa quello che può. Raspadori, assolutamente 0 colpi. Raspadori 7, dovrebbe avere 7 in pagella per la sua voglia e l'impegno di fare un ruolo che assolutamente non gli compete. Sbaglia anche delle cose. 5,5 perché sbaglia delle cose tecniche, e là è colpa tua per la giocata, però non è colpa sua che viene messo là. 5,5. Foloruscio, Core Lazio, mi hai vinto la partita in simulazione, ma non l'hai beccata quasi mai, non hai trovato la zolla, non sei stato McTominay qua e non sei stato McTominay qua. Colpa sua, vale come per Rafa Marin, mettilo in un contesto con gli altri titolari, probabilmente se la cava. 5,5. Neres 6. Neres quello che può fare lo fa,
e Simeone 6, quello che può fare lo fa gol, anche 6,5 Simeone perché si danna come un dannato, e do 5 a Ngong perché al di là del discorso tattico così sbaglia alcune scelte, alcune proprio letture dove devi fare una cosa diversa a prescindere di chi sei, dalle tue possibilità tecniche e così. E a Conte io do 3. Non lo do quasi mai il voto così, ma è importante che io dica alla mia community dove mi pongo, perché serve cambiare la mentalità vincente non si cambia, anzi è mentalità perdente il dover uscire dalla Coppa per concentrarsi sul campionato, è un errore proprio concettuale. Potevi tranquillamente continuare a fare un grande campionato, anche perché altrimenti non esisterebbero i tripleti, non esisterebbero i dobleti, con qualunque squadra hai, li fai, o puoi fare il turnover, ma non così accanito, perché così sembra uno sfizio. Credo di aver fatto una sorta di live, se tenete un like lasciatemelo, e ci sarebbero tante altre cose da dire. Io lascio la parola a Stefano Borghi. Ho guardato pochissimi minuti di Cronache di Spogliatoio, è tornato Stefano Borghi per un attimo e io proprio così ho detto ok, non ho più bisogno di cercare quello che mi piace di Biasin, quello che mi piace di Ferré, quello che mi piace, quello che non mi piace di Giuseppe Pastore o di Trevisani. Quando ascolto Stefano Borghi io devo stare muto, perché dice tutto quello che io condivido e come ci arriva al ragionamento senza essere costretto da secondi fini, da amicizie o da tifo. È veramente un fuoriclasse Stefano Borghi. E mentre sta giocando l'Inter, che in questo momento è 1-0 sul Parma, io vi saluto e vi abbraccio. Le parole di Conte non le ho ascoltate ancora, quindi potrebbero essere oggetto di discussione, perché è importante sapere Conte come ha reagito a questa sconfitta, e ne possiamo parlare domani. Mi interessava parlare di campo proprio perché alla fine tu la perdi sul campo, oltre ad averla persa nella scelta iniziale, ma è sul campo che altre cose si potevano fare, anche con tutte le riserve probabilmente messe meglio. Ma se le riserve queste sono, e le vuoi cambiare per forza tutti, ti sei trovato una squadra squilibrata che però non ha il pallino del gioco. Ecco perché non ti prendi 8, ma ti prendi 3. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. I like arrivano solo da quelli che... difficile. Però non fa niente, io devo essere coerente e onesto con me stesso.